Demo, tacca radio Bains, quali sta e sagre ogni di pomeriggio al mare, occhioli in so essio, se quali sta, fasemo un feston. Demo! Tutti in panda, monti su fioi, occhio canno sbanda, e c'era un fia, se musa arriva, e il posto in accia va. Dai che andiamo, tutti quanti al mare, che se quali sta. Dai che demo! Dai che andiamo, rosuina mare, a baiare un fia. Dai che demo! Sole mare sei sta, demo tutti a far bacca, siamo tutti senza schei, ma siamo tanto bravi futei. Ma senza schei! Demo, siamo tutti su a se massa caldo, messo ronfia, condizionatori, ventilatori, tanto a boetta e a se pagherà. Ma sì! Un sprisetto in riva al mare, occhio ai crocai. Oggi! Doccia già sa, passorarsi un fia, se tardi oramai. Dai che andiamo, tutti quanti al mare, che se quali sta. Dai che demo! Dai che andiamo, rosuina mare, a baiare un fia. Dai che demo! Sole mare sei sta, demo tutti a far vacca, siamo tutti senza schei, ma siamo tanto bravi futei. Ma senza schei! Dai che andiamo, Andiamo! tutti in panda, dai, Sì, tutti in sì, panda, sì. andiamo a beverci uno sprissetto, Andiamo, dai dai, fioi, dai. dai che andiamo. Dai, oggi! Panda in live! Banda in live la Cristina! Banda in live la Cristina! Banda in live la Cristina! Banda in live! Buongiorno! Motivation Anal, più Anal che Motivation, benvenuti a tutti. Dovremmo aspettare degli ospiti, ci saranno degli ospiti oggi, tra poco, tra 2 minuti. Stavo facendo la storia sui... Grazie, arrivederci. Ok, ci saranno 2 TikToker, forse 3 famosi. Ah, Bal, ciao Bal! Motivational, viva Mr. Panoccia, ti saluta, ti saluta. Come stai? Tutto bene? Tutto a posto? Tutto ok? Cosa fai stasera? Michele... Come si chiama? Michele? Malengo? Boh. Beh, io sto facendo la storia su Instagram. Beh, ragazzi, è uscito. È uscito. Sapete cosa è uscito? Sapete cosa è uscito? Questo. Ma sti qua stanno sparando botti già da adesso. Che cazzo è successo? Ho visto un flash. Luke Mike, buongiorno! Sto sparando già da adesso facendo... Ma non si possono fare... Tutto a posto. Non si possono fare botti. Si possono suonare i tamburi però. Dove cazzo me lo metto? Qua. Ah, bene. Allora, c'ho anche la seconda cam oggi. Bene. E volevo farvi sentire, volevo farvi vedere cosa è uscito. Dio ca, non qua però. Il mio album su Spotify, ragazzi. È uscito il mio album su Spotify.
Questo è il link, ci stanno i link, ecco il link. Ascoltatelo tutti, fatemi, condividetelo, fatemi sapere. Perché poi posso anche metterlo, perché tanto non ha copyright, non ha un cazzo. E quindi va bene così, noi siamo così. Io dovrei dormire dopo... Barabam bam bam bam. Io dovrei dormire. Dopo quante ore sveglio uno comincia a credere. Ma sei ancora sveglio? Ma ti trocchi con qualcosa? Aspetta che avviso i ragazzi che io ci sono. Oddio, Dio can. Uh. Bene. Oro. Mi so in live. Se più complicato è quello che te pensi, perché bisogna che te abbia un PC tacca per vedere a live e ascoltare l'audio, o se no vedo se cerco una maniera per condividerlo. Come cazzo faccio? Dai, su. Ci siamo. Dovremmo esserci. Dovremmo esserci. Lo stiamo aspettando. Li stiamo aspettando. E che cazzo? Ah, troca io. Sega a tutti. Ciao Marshmallow. Un po' Marsh e un po' Mellow. Aspetta che... Madonne, piovono madonne. Io per fare una challenge, per fare ascoltare la musica su Whereby alla gente, c'ho il tamburo che non so dove cazzo mettermelo. Metto i corni perché oggi ne vado a mettermi i corni. Volevo anche dirvi che da stamattina... Ciao Alessandro, come stai caro? Che da stamattina io avrò una collaborazione con un famoso sito di vendita di cose di sesso, di cose così. Più Mars che Mello, esatto, quello che volevo dirti anche a me, mi sono morire dal caldo quando arrivi. Cose hot. Speriamo chi mi senta più che altro. Speriamo chi mi senta. Ma se mi voglio condividere è una bueada. Ma magari come fanno su Whereby ad ascoltare altre cose? Share. Configura. No, Dio è ora che so io capito. Share screen. Cioè? Cosa succede adesso? Fioi ho paura, esplode. Alexa, autodistruzione. Scherzavo, cose hot. Ma voi chattini, pandini, cosa fate voi stasera? Io l'uomo me la portai i Bengala, mi ubriaco anch'io. Fratello. Spero di svenire prima delle... No! Ma vai a dormire adesso, no? Pannocchietto che non sei altro. Prosecco. Io mangio. Buon appetito. Vai a dormire.
Che sennò diventi come l'uomo senza sonno. Hai visto il film su Netflix? Siamo tutti senza schei, ma siamo tanto bravi Dai che andiamo, tutti in Oh, qua almeno non arriva nessuno. Dai che andiamo. Sì, no, no, sai che mi manca anche di pomeriggio. Sì, anche di pomeriggio, Grill, come stai? Io ormai ci ho preso gusto a stare qua con voi. Mi ricordo che frequentava una prostituta. Sì? Ah, in quello mi riconosco molto. Lui mi dice... Posso più? Quanto vi? Perché se ora dell'aperitivo spero di venirne fuori vivo. Attaccherò un cero al santo verduso spumante. Ah, ecco cosa cazzo dovevamo fare. Torno a casa pimpante. Brindo. Oh, buonasera! Grande! Che bel tempo si spera. Come stai? Bene! Ma mi vedi solo me, non vedi la chat, non vedi niente. Aspetta, in teoria Se tu hai il mi PC... vedi a scatti? No, aspetta, ti vedo un po'... Ma è la connessione. Perché se no entro col telefono, che forse posso entrare col telefono? Puoi entrare col... Stai entrato con la webcam del PC? Sei entrato col PC? Quindi puoi usare il PC per guardare Twitch, guardare la live con tutte le domande, le cose, i cazzi. Entro col telefono. È bravissimo. Ok, aspetto. arrivo. Sono sempre qua. Ciao. Lui è Michele Malengo ed è un TikToker. Avete mai visto i suoi video? Ah, ma io volevo farvi gli auguri con questo video bellissimo. Io sapevo che il 2020 si sta un anno da me. Però abbiamo pensato di fare un pensierino. Buon anno fioi da Cristina e dal Panda. Mua, auguri. Buon anno nuovo a tutti quanti! Felice 2021! A Tosi, auguri di buon anno nuovo dal Moro e spero che quest'anno venga meglio che altro perché era veramente una schifezza. Buone feste Tosatti, a fare i bravi. Ehi, buon anno da Michele Pura PH. Bella a tutto il popolo di TikTok, buon anno anche da me e dagli occhiali di Ar, anche se non ci sono. Areo Vezzo, tanti auguri, buon 2021 e mi raccomando, seccatemi in giro. Tanti auguri di buon anno da Marisa e da Fernanda. Ciao ragazzi. Tosi, buon anno! Buon anno! Buon anno! Si gioca, viva la gnocca! Aspetta, ma stavo dritto così? Dio boh. Oh là. Ma che do coglioni, ma perché ti sei orizzontale e mi so verticale? Che merda. Switch camera. No, è a figa, se switch al contrario. Aspetta. Ma che figa del memare. Aspetta. Mi dico che non si può. Ma anche se ti si vede così va bene lo stesso. Madonna di Dio. Vabbè. Che fine avevo fatto Ok. Luca? Basta averlo.
Beh, allora Ecco. chat, lui è Michele Malengo, giusto? Mattia! Mattia! Madonna! Perché la Cristina ha da avere sti default? Scusa, ma lo sai come sono? Aspetta che guardano il gruppo. Mattia Malengo. Giusto? Vai. Ho detto giusto. Sì. Ok, allora Mattia Malengo hai fatto te il video? L'hai video makeato te? Esattamente, proprio così. Ok, lui è un TikToker veneto che non è come me che fa robe trash, lui fa le cose fatte bene. Quindi vi invito tutti a seguire Mattia su TikTok. TikTok, va bene? Grazie. Se non lo grazie. seguite mi incazzo. Non Aia. esco più su Pornhub. Comunque, Aspetta un attimo, ma se mi faccio tipo così, ma sei tu incesso? forse è meglio. Perché non stai facendo un TikTok. No! Però pare che te si potrei farlo. È perché almeno c'è più luce. Più Non luce. passo un fiato perché sennò... Boh, ecco. Ma sei in camera o in cesso? Allora, sentite che è un cesso con tutte queste foto qua, tessina grande. Sei in No, camera? Ok. Sono in camera mia. Vuoi vedere su Twitch la live come viene fuori? Ce l'ho. Davvero? Ma dai, guarda! Siamo noi! Luca, adesso che dico. Ma Mattia, vuoi parlarci un po' di te? Che cosa fai? Quanti anni hai? Quando hai iniziato con TikTok? Perché lo fai? Perché continui a farlo? E che rapporto hai con i tuoi follower? Sono un sacco di domande. Parla quando Vai. vuoi. Prego. E ora... Aspetta. Madonna, ma sta cacchio de... E ora mi parlo come se fossi tipo Messorea, no? Ma sì, sotto zia Cristina, dai, contami. Allora, la mia esperienza su TikTok nasce esattamente un anno fa. Io ero già iscritto quando si chiamava Musical.ly, ti ricordi tu? Pensati, mi ricordo, ma a me mi faceva cagare già all'epoca. Beh, me lo sono riscaricato e ho messo le mie credenziali di quando si chiamava Musical.ly. E niente, lì ho iniziato a postare video a random e mi è piaciuto un sacco, anche perché inizialmente postavo video di merda. Però dopo... Ma aspetta, perché mi non conosco mia Twitch? Non sapevo mica dire parolazze, vero? Le parole con la F, con la N e riferimenti racisti non si possono fare. Ok. Cioè il Ok, colore buona di pelle è sapersi. diverso. Vai tranquillo. Se fai video su TikTok e non ti hanno mai bannato, vai tranquillo. Soppi per i comi. No, infatti. E vabbè, niente, praticamente inizialmente era nata come così una cavolata e dopo invece è diventato, tra virgolette, un mezzo lavoro perché, cioè, insomma, ci si guadagna giusto ardeo. Chi c'è? È arrivato tra noi! Buongiorno! La Cristina unisce tutti sempre. Manca gente! Ne manca uno, tu sai che si può entrare in... Dove sei Marica? Marica lavora a Poaretta, Dio. Dio, aiutami! Comunque, Cristina... Dimmi! Saluta i miei amici che ci stanno... Saluta i miei amici che ci stanno guardando, si chiama Merdariani. Ciao Merdariani, bellissimo nome, vi voglio ospiti su... Chi è? C'è Merdariani. S di Salvo! Io non sento un cazzo. Guardate cosa qua! Non so come... Cioè, devo posare il microfono! È il microfono, no? Sì, ho il microfono. Allora, tutti impostare in maniera verticale il telefono
perché siete dei TikToker, stavo dicendo prima con Mattia, no? Stavamo parlando. Comunque presentatevi, new entries. Cos'è che rumore strano? No, io devo bermi il caffè, posso dire, cioè, ragazzi, Pareva posso bermi il caffè. un rumore ambiguo. Oh, sento. Ara i fioi! Ari fioi! Ara i fioi! Ciao fioi! Sento. Madonna, ma comunque nella tua live, Cristina, sono tipo così. Come Però così? stavolta non mi Perché sentite voi bene. l'avevo ridimensionato? Te magari dimensionato il me? No, dai, te buon, cattivo, te me fai da moderatore, te me fai da videomaker, ti. Ma sentite se parlo? Sì che stai... Sì, ma Ah, cazzo, pensavo di essere mutato. Ma... Ti sentiamo! Allora, potete presentarvi, per favore? Ciao, Sì. mi chiamo Mattia Malengo. Saluto Luca. Ma c'è scritto il nome, poi c'è Luca sotto di me. Che dita così, che dita così, Luca. che dita così. Dai, Esatto, ma quanti tempi Che arriva siamo? sempre Cioè, dopo. esatto. Sembra come quando Fedez ha detto che avrebbe intervistato una pornostar e Chiara Ferragni l'ha guardato malissimo. chi ha intervistato? Ma Fedez che ha fatto su Twitch la live con il prete e la pornostar Ah, e ha detto a Chiara Ferragni che mi ha scritto una pornostar, lei si è girata e l'ha guardato malissimo. È stata la stessa identica scena. no, ma io no, dai, sapete come sono. Luca, tutto a posto? Sì, madonna. Ecco. S di Salvo, te chi sei? Chi siete? Sono Andrea. Andrea, Anni, di dove sei? Cosa fai Ah, nella vita? proprio come Alcolisti Anonimi. Allora, Sì. mi dissocio. Allora, ho 21 Io intanto anni. condivido il link. Grandissimo, di Twitch, mi raccomando, non di Werby. Eh? Se no, seccatamente è una orgia qua. No. Ok, ride. Dai, No. lascia parlare S di Salvo che si presenta. Dai, S di Salvo. Continuo Se te- allora. Ho una domanda, se ti chiami Andrea, perché S di Salvo? Allora, il mio cognome è Salvadore. Da lì. Ok? I miei amici mi hanno sempre chiamato Salvo o Salva. Quindi ho detto prendo la S iniziale, invece di scrivere proprio S, ho scritto S in lettere, quindi S di Salvo. Dica il nome Yarasaruba il nome. Dia, Sì, vedi. se no sarei stato Andrea 12597 Guest, ospite TikTok. Ospite TikTok. No, un nome inventatissimo, cioè sarei stato uno di quei nomi buttati lì a caso. E perché fai video su TikTok? Perché non so che cazzo fare durante il giorno. Ma guadagni qualcosa? Perché Sì, continui? 5 centesimi al giorno. Ah, dai. Ma perché continui a farli? Me lo sto domandando anch'io. C'è qualcosa, ti piace? Magari ti ha cambiato la vita questa cosa? Beh, non mi è cambiato per niente. Porco Non mi è di cambiato, cioè, nel senso, Però, Madonna. caratterialmente, Luca! Cosa stai trapanando? Dio paga luce de merda. Ma Luca tipo Dedrio, te pare che te sipi, non so, Madonna. tipo al... in paradiso non credo Madonna che sia di perché l'è Veneto. Sì, esatto, no il paradiso. Amoro. Dicevamo. No, che caratterialmente forse mi ha reso un po' più aperto, tra virgolette, nel senso un po' meno timido, perché io di mio sarei timido. Anch'io sono timida. Quindi... Sono timido Quindi io! la prima volta che... delle mie sorelle. Sì, sto scherzando. Sì, no, ma ci credi, cioè, si vede anche, dire, su Instagram, difatti tutti quanti, mi ha scritto, ma tua amica qui è timida, ma chissà, ma tua amica timida, quella che su Instagram che ha foto, è una timidona, Dio buono. Dai, contami che mi inquero, cerco Dio cos'è cascato. Vabbè, io avrei finito, mi sono cambiato da quel lato lì, nulla di più. Dopo, Ma vabbè, li Cristina, facevo... non si puoi mica pagare tipo 2-3 euro per avere più persone che ne guarda, perché siamo simpatici.
Sì, dai. Condividete il link di Twitch. Mio, cosa condividi? Ma io posso spostare la gente? O se Oh no mio Dio, che puoi figata. minacciare la gente. Te che dici, io te guardi sta live o se no vengo a casa tua e te metto Sembra il Zoom. dell'acqua. Sì, è un zoom. È un zoom praticamente, più o meno. Ive, ciao Ive, grande, salutate tutti Ive. Andate tutti Ciao, a scatti, ma siete tutti bellissimi. Sarà la cosa... Ciao. A me Ciao ieri sera non Ive, stavo funzionava per dire una neanche... battuta di merda, mi sono trattenuto. Tiella. Ive. Cosa? Niente, mi dissocio. Tutto a posto. Cosa è successo? Cosa ho fatto? Malengo, abbiamo perso Malengo. No. No. Malengo. Oddio. Ah, la connessione interrotta, cosa devo fare? No, il coito interrotto, te prego. No. Ecco con chi ho fatto il video reaction del pitto qua baia il coio. Ma te l'ho detto anche nel gruppo che sono stati a fare quel video. Vedo. Col coglione del coio. Ma sabeo. Mi ha fatto morire. Luca. Sì, no, ma... Comunque, il progetto... Ho mandato il video, se volete lo rimando ancora. Dove? In live il video degli auguri. No, perché mi vedo solo qua, non vedo... È vero. Non hai un PC a fianco da accendere? No, sì. Ma scusa, in che live siamo, tanto per sapere? Twitch. No, Mattia Malengo mi scrive non so bonde entrare. Ma siamo su Twitch? Siamo su Twitch. Sì. Cioè, questa, No. se tu vai su Twitch ed entri sulla Cristina, vedi questa live. Ah, beh, si salva la live? Si salva e posso anche caricarla su YouTube. E la caricherà sicuramente. Raga, sono diventato famoso dopo. Chi è che mi paga adesso? Eccolo, Chi è che io mi no. viene a dare i soldi? Mattia, Il nostro cosa ti devo Angelo. combinare? Il nostro Angelo. Mattia, Scusa, M. Ecco, adesso sento di nuovo male. Prima sentivo Hai bene. Ogni volta che... a nonna Marisa, chi sono gli ospiti? Gli ospiti sono 3 TikToker veneti. Ma mi sentivo bene? Adesso sì. Sì, adesso sì. Che sono Pseudo Luca, Mattia Malengo e S di Salvo, se vuoi seguirli su TikTok. Gli sto spronando a cambiare piattaforme e a farsi vedere anche su Twitch. Viva il Veneto, ara qua, viva il Veneto. Ho pubblicato prima, ho fatto andare in onda prima un video dove ci sono io, loro e tanti altri TikToker e personaggi veneti, giusto? Famosi e non famosi. Sì. Anche il Panda. Famosi. Anche il Li voglio Panda. su OnlyFans. Vi ho detto io di farvi OnlyFans. Ma cosa mettermi nudo? No, cos'è non molto serve. Voglio su OnlyFans. Li voglio su Se io OnlyFans. entro con i fans mi licenzia Pornhub, quindi non posso... Allora, però i suoni fans potrei postare i piedi, vanno bene, Cristina? Ma OnlyFans è una piattaforma in cui anche un cuoco che vuole ricondividere le proprie ricette, i trucchi, i segreti, e tu puoi abbonarti e scoprire le ricette segrete. Cioè è successo da poco il boom di tutte nude con le tette capito? Quindi tu puoi mettere anche bottiglie di prosecco se vuoi, capito? Però i piedi Malengo... domanda ai tuoi followers se mi seguirebbero se postassi i piedi. Se posta solo i piedi, ma i piedi maschili non so se aspetta che intanto hanno i peli sulle dita, i piedi maschili. ma non ti portano donne. Ma sì, ma perché abbiamo i peli sulle dita? Qui che paga, chi sarà anche i gay che pagano? Questo è marketing, non importa. Bravo! L'importante è chi paga. Convincili. Vi mostro una bottiglia del prosecco del 99 riserva. Se vi fate OnlyFans. Hai visto che devo convincervi?
Ascolta Cristina, dai, metti su una canzone del tuo album e il primo dei altri tre che ride perde. Tesoro, Vai. il problema è che non so come condividere qui le canzoni. Ah, se vuoi accendo Spotify dalla TV e lo metto dalla TV. Così si sente. È vero? Davvero puoi farlo? Scrivi la Cristina e viene fuori Panda Trash. Vedi il mio culone con il tatuaggio del prosecco. Ma Cristina, Dio. Ma se può essere seri, ragazzi, io se mi fatica essere seri qua. Dimmi. Che vacca, Ma scusate, ma mi vedi io bene? Perché mi vedo bene, ma mi faccio cagare? Sì, benissimo. Ah, sa stare, non so dove mettere a chat. Aspetta che metto qua a chat. Ti si un fiato quadratato. Infatti, sei che mi dà fastidio. Prima mi vedevi meglio. No, prima era top, cioè prima proprio bene. E ora aspetta che rientro. Rientra. Ma perché mio vedo bene? Cioè, di Che solito comunque sono miope che vedo da mi fuori. tra 2 minuti vago che ho la cardiopatia che mi aspetta. Che dita così. La che dita così. cardiopatia. Ti Beh, posso aiutare? Io sono stata operata al cuore. Avevo un'ipertrofia cardiaca. sì, Cristina, sì. Bav, quindi avevi... Ritornato! Stavamo parlando di ipertrofie cardiache. Sì, avevo il cuore cicciotto, me l'hanno affettato. Comunque, ecco, se hai argomenti... Ma parliamo di cose belle. Affettiamo il salame piuttosto. L'osso colo. È stato che un bel osso colo, cazzo di veneria, sì, cazzo. Chi hai detto followers se sa la differenza tra osso colo, soppresso e salato? Facciamo un sondaggio. E anche la soppressa con la lingua dentro. No, ragazzi, cioè, no, sta roba va su YouTube. Con la lingua de bascio. No, con la lingua... No, nel senso... mi sto infognando ancora di più, ma... Facciamo il sondaggio. Allora, chiediamo alla chat, zio Can, ma avete condiviso il link di Twitch? Sì. Top. Ma cosa che dico a mia mamma di guardarmi? Sì, al posto The Beautiful. Sì. Oddio, ma c'è l'oroscopo di Paolo Fox? Basta stare su YouTube. Basta stare Paolo Fox. Giorno mia nonna la viene da me stavo guardando il Masseo alla TV e mi fa: cosa vuol dire enacoid oidocrop? Ah, mamma! Nonna, Nonna, vai tranquilla, è un nuovo slang di giovani, non te... ma sì. Ma sta cosa qui sembra un video, potresti farlo come un video sta cosa qua, te lo dico. Vai Cristina, dopo ci tagghi. Io? No, ci vorrebbe il video che tu guardi quella roba lì del Masseo e tu la nonna. Cosa stai guardando? No, niente, nonna. Mia nonna non sa che ho TikTok, se no mi dice cosa cazzo fai invece di studiare. Vedi la nonna. Preferite salame o osso colo? Osso colo. O soppressa. Risposta multipla. Dopo metti la terza, nessuna delle precedenti, metti che è un vegetariano di merda. Cosa che era? Soppressa, osso collo, salato, soppressa con la lingua. Soppressa con la lingua. Ma come mai tu soppressa con la lingua? Va che del mascio, se travi a niente, Anche il sangue, te fai il sanguasso, anche Erece, madonna, quanto che non mangiare. I peli te usi per fare i peneletti, per dipingere. Se non so più cagarmi, voglio condividere la live. Bravo. Ascolta, ma volete che rimetta il video? Ma tanto voi non lo vedete solo se siete se avete Twitch dall'altra parte. Perché io l'ho già messo. Adesso io Cristina esco perché vado a studiare e vado a vedere su Twitch il video. Ma sono ancora in live, lo vedrai quando finirò la live. Ah, ok. Mi dispiace fa l'aire, ma intanto io volevo dirvi che è uscito il mio album. Ah, ve l'ho detto.
Tacche, vogliamo sentirlo? Tacca no! Ma mio gotta ma non sentivo altri. Figa somare, voglio star quieto. Figa somare, ma cosa effetto? Ho sentito somare. Figa di somare, mi ho sentito. Figa somare. Mando, perché non si sente bene quando butto nel computer. Rendile disponibili anche su TikTok, che lo usiamo come sottofondo. Sono su TikTok, sono anche già su Instagram. No, ma vai, questo è un personaggio, ragazzi. Voi altri non vi rendi conto? Questo è il personaggio più famoso che Emo è sul gruppo. Non lo so. Dica, Cristina, dica. Lui. Dai. Se il Veneto imbruttito non vuole il nostro video. Ma perché Cristina Disine, perché non il Veneto imbruttito l'ha così? Guarda, se vengono fuori le storie e magari Le storie Instagram? Ve le racconto in privato perché non voglio ancora andare avanti con sta storia. È che non voglio più parlare di questa persona. Ecco. Io comunque non mi interessa più niente, cioè non mi fa né caldo né freddo sta persona, quindi sono argomenti delicati. Te ne direi, dai. Ma scusa una roba, solo una cosa, ma il Veneto imbruttito, cioè rompo. Se so io. Sì. Cioè è lui. Comunque io devo andare, raga. Se hai bisogno di problemi di cuore ci sono. D'accordo, grazie per mille. essere passato. Scusate se mi dileguo. Ciao. Arrivederci. Ciao caro. Altrettanto. Dov'è che metto a chat? Ma pensavo che fosse un gruppo io. Pensavo che fosse un gruppo. Anch'io pensavo che fosse un gruppo. Non pensavo che fosse lui nascosto. No, poi ha fatto delle collaborazioni con un gruppo, una band. Però lui è da solo. Penso, cioè, ho sempre saputo così e quindi mi intorteio a parlare di ste robe perché non voglio parlarne, sono cose che mi hanno fatto star male, capi? Ora cambia, anche perché se brutte baruffare tra compaesani, tra veneti, venirsi addosso così, ora poi le persone cambiano col tempo e si cambia. Comunque voi avete... Cristina, Mietti, siamo tanto attaccati. Ipotesi da porta. Dove sito? Dove? A Teverso. Il numero 10 al citofono. Tu mi dici che Teverso. Dico, Tito Estero Vigo, mi stavo dopo il ponte. Stai scherzando? Ma ti ho detto anche. Cristina, sì, quei pivissini. A Stanghea? Sì. Vieni che sei catemo. Io sono tipo i Kikomori, non mi vado ad andare fuori da casa, sono mesa associata. Andiamo anche Bianca Luca, andiamo a fare spritz e al coso. Sotto casa da Cristina, perché non si muove da casa, sotto casa. Hago il bar sotto casa. Questo è il bar. Non te lo posso dire, se no mi catto tutti quanti chi mi arriva. Giusto, se è vero. Per ovvi motivi, non diciamo. Dai, io mi lanciate le robe. Comunque, stasera cosa fate? Ma io abbiamo ordinato qua sulla trattoria pesce, siamo io e la Marica a casa. Domani invece facciamo il pranzo con i genitori della Marica perché abitano sulla casa in parte. Cosa ho dovuto fare? E te, Mattia? Mi so a casa, quindi cosa ho dovuto fare? E stasera sono in live invece con i miei amici, ascoltiamo il tuo album in diretta. Ma in live dove? Ma no, live nel senso siamo in videochiamata tra noi altri. Ma è amorosa? Mattia? L'amorosa la vedo domani. Ah, ok. Dio bon, ara trombare, anche chi non tromba il Capodanno non tromba tutto l'anno. Quindi entro domani, mi raccomando. Ara che
che dopo te mi va da dire, anche dopo c'è problemi. Scrivi un messaggio, fa sì, scrivo, go pinciare. Sul gruppo Fioglia io pinciare perché qua... Comunque i risultati del sondaggio durano 10 minuti. Dura 10 minuti, ben. Intanto mi anche manco a volte, mi anche manco comunque. È soppressa. Intanto ti preferisci ti piace soppressa. Anche a me mi piace la soppressa. 10 persone che si devono guardare la live, No, te devi guardare i numeri contano poco. Devi già pensare che ti stanno guardando tipo 1000 persone e devi essere già pronto per intrattenere, non starci sempre lì con la fissa dei numeri. Dopo settimana ti prossima da prestazione e non ti viene robe naturali. Sbaglio. Mattia, settimana prossima te ne schermi dappertutto, il microfono, le cuffie, ragazzi, siamo qui, sto streamando. Ma sì, ma io ti stasera, vedo, ragazzi, Mattia, te giochi ai videogiochi? Ai videogiochi? Giochi? Cosa? Se giochi ai videogiochi? No, non giochi ai videogiochi. Non ti Però piace? stream. Però potresti fare un podcast tipo un just chatting, si chiama, come faccio io, invito persone, parlo di argomenti, faccio cazzate, ballo, faccio reaction. Si potrebbe fare. Infatti devi spiegare come funziona Twitch perché sembra figo. Sembra figo, anche tanto impegnativo. Qua devi essere tanto costante. Comunque in privato, se proprio sei interessato a farti un profilo, qua ti do una mano io, no problem. Va poi, bene. Per i soldi ci mettiamo Come fai skate? Come fai skate? Ma sei proprio penale? Comunque ragazzi, visto che è venuta fuori una figata sta collaborazione, io non pensavo che venisse fuori così. Grazie. Grazie Mattia, cioè veramente... No, ma è venuta fuori tutta... Perché raccontiamo, io ho detto, faccio Mattia, facciamo tutti quanti gli auguri di Natale. E Mattia mi fa, no, perché mi faccia troppo poco tempo. Vero? Se mi ho scritto a vigilia. Sì, mi fa, sì, effettivamente. Fa, no. Mi fa, però possiamo pensare per l'ultimo dell'anno, poi ci siamo sentiti telefonicamente e il 28 abbiamo fatto il gruppo, un nome tira l'altro. E via! Sai che mi è venuto in mente oggi? Chi? Miguel Diaz, quello nero. Quello sì. Sì, quello è... ok, con la parola ok, che non si può dire. No, non si può dire. Non si può dire. Insomma, vabbè, quella, ok. Sì, il grande... Magari in senso offensivo. Com'è che si chiama? Miguel Diaz. Certo. Miguel. Miguel. Ma Mattia, da quanti anni hai? Prova a darmene. «22». Beh, dai, te che sei andata a casa, uno in più. 23. Sei giovane, Dio buono. Ma Luca Dighe che è giovane. Mi so vecchio, Dio, no, 36. Ma infatti, ma guarda che Luca, io te ne do tanti di meno. Lo so. 36. Grazie. Perché mi metto la crema all'oro sempre davanti. Mi metto la crema all'oro qua, io. Ma sul serio, Luca? Sì, Dio, sono 84, ragazzi. Ma Luca, Dio buono, fa come mi manda richiesta per andare a Guess My Age, Dio buono. Però adesso sì, ma dove sei che si fa? In internet ti scrivi candidatura Guess My Age e dopo se sei interessato ti contatta. Adesso dopo anche a te, Cristina. Tutti. Te dici? Ma no, sì. Un mio amico ci è andato. È il collegio, no, che affermo il collegio. No, il collegio si massa vecchi, anche a me. Oh, chi è che si è massa vecchio qua, scusa? Tutti e tre. Tutti e tre, lui. Perché fare il video, neanche il video. Quanti anni? Comunque ha vinto la soppressa.
interessa nel sondaggio. Ma quanti anni mi Grande. dai? A te, Cristina. Ah, cazzo. Anche se registra sta roba, Lo so. Ora, partiamo dal presupposto che non bisogna mai dare Gaetano. Ah, no. Dai, non sta per darti il culo. 30 può essere. Dio cancaro. Che no, 28. Beh, Vabbè, vabbè, dai, insomma. perché i trentenni vanno per la maggiore adesso. Per questo... per questo... No, ma mi davano anche mi danno anche della MILF. Ma Madonna. che no? Quindi non so. Ma- Sito sposà Cristina. No, Ma- no, il moroso, ma non ho fioi, ho un cricetto, vai per fioio. Luigi. Oh, ma vuoi Ma- questa roba? Cristina, ma sento che ho una cliente, no, che ha 4 figli e ha un fisico perfetto, no? E non so, mi fa, ma quanti anni mi dai? Qua e là, e faccio, l'età non so, però ti dico che ti si categoria MILF, no? E sei rimasta un po' male, no? E infatti mi ho detto, che figura di merda. E la settimana dopo, che sono andato sempre da sto cliente a Ghiera, mi fa, Luca, grazie mille del complimento. Cazzo, dopo una settimana te me lo dici. Perché la sera informata. Mi sono informata con le mie amiche, gli ho detto che quello del caffè mi ha detto che sono una MILF e tutte le mie amiche hanno detto guarda che è un complimento della Madonna, è pazzesco sto complimento, perché è la categoria che su YouPorn va alla grande. Grazie Luca. È vero Cristina, i tuoi followers te cate in te sezione lì su YouPorn? No, io ho messo donne tatuate rosse, bucacche, coppia, POV e... Ma POV non fa anche Valdini POV. Io sì, però è un altro tipo, dai, su. No, ma... No, non fa anche Valdini POV. No, perché categoria 7. No, non so. Chi sei un marino? Si dice point of view. Ecco. Punto di vista che ti riprendi finché Sì, no, sì. Sì, no. Amoro. Beh, ma Cristina, dai, adesso siamo io e Luca che ti intervistiamo. Com'è nata questa tua... come si dice? Cioè, a voi vuoi intervistarvi me sinceramente? Ma No, siamo pure con i gli follower, altri, sono più interessati alla tua di storia che beviamo alla... un caffè insieme di me. Dai, sono curioso. Com'è che è nata questa tua voglia di postare i video sui siti porno, insomma? Oh, che bello, parliamo di porno. Allora, perché, cioè, tutto parte da quest'anno, da una foto, tutto parte da un'operazione che ho avuto. Volevo mostrare la cicatrice e ho fatto sta foto nude con le poppe coperte con sta cicatrice. Su Facebook il disastro. Cioè la ribellione epocale della gente, offese, robe, pure puoi farlo prima e dopo da lì non me ne cevava più un cazzo del giudizio delle persone, ho voluto fare su cucca voglio e anche per una roba deschei gotta a fare un guadagni allora? Ciao? Sì, vecchio, secondo te il canno me ne amica qua per niente. E se fermiamo qua meno qua per niente. Se fermiamo. No, perché è curiosa come cosa. Io non ho mai avuto a che fare con una che fa queste cose o uno che fa queste cose qua, quindi cioè pensa che l'unico che so che fa i pornazzi c'è Rocco Siffredi, fine. No, è un vasto mondo, poi ci sono i feticismi, il mondo del BDSM, la dominazione. Beh sì, il BDSM so che cos'è, anche comunque il feticismo, che poi il feticismo in teoria è la passione verso una cosa, non per forza i piedi, può essere anche qualsiasi altra roba. Può essere qualsiasi oggetto o cosa o anche un comportamento il feticista può essere attratto anche solo senza il pensiero del sesso, cioè un pensiero casto puro su quella cosa, o se no ci sono i feticisti, quelli altri tipi di feticisti che
vengono anche solo guardando, adorando i piedi o le unghie, le mani, per i capelli, per il latex, per le bestemmie. Madonna, ti te cavarisci a fila? Mi hanno richiesto tanti video, faccio anche video personalizzati, no? Li vendo mentre fumo e bestemmio, chiamo per nome questa persona, lo insulto. Vabbè, tanto so cazzo. E il tuo ragazzo è d'accordo? Che cazzo me ne frega? Il tuo ragazzo è d'accordo? Facciamo i porno insieme, io e lui. A posto. E ora a posto. Ma anche lui si fa vedere come te o rimane tipo sconto? No, lui è come... Hai presente Tom e Jerry? Sì. La casalinga di Tom e Jerry. Ah, ok. I figli se lo vede solo così. Tutti sanno chi è, ma nessuno l'ha mai visto in faccia. Ecco, potresti darti anche tu, Luca, questa attività con la Marica. Mattia, che sei E allora, adesso vi dico una cosa che la Marica lo sa. Quando c'era tutta sta tecnologia, quando avevo 18-19 anni, ho mandato che era sta agenzia che cercava e mi ho mandato io buono sta agenzia e dopo mi ha chiamato perché aveva visto fisico magro e io gli interessa di solito più il magro al manco che agenzia là che interessava il magro e io ho mandato foto, ma mi ricordo le foto stampate perché non era, infatti che vergogna dal fotografo, sì. Ma te ieri anche proprio col ciccio fora? Sì, quello di voi. E dopo oddio, crepo! Cioè, e mi sono dato al fotografo, guarda, adesso vi racconto. Comunque parlando di sta cosa continuiamo perché vedo che sta andando bene. No, ma che faccio, guardi, dovrei sviluppare delle foto? Sì, ma non sono proprio, cioè non sono io, che faccio, no? Allora c'è uno che ha messo meglio. Sì, no, ma no. So che ho pagato e io mi ha fatto il sorrisetto, mi ha detto sì, no, ma cioè resta tra noi, faccio, mi raccomando, e dopo ho spedito tutto e mi hanno chiamato a Torino, ma non sono andato a Mona. Devo provare a capire com'era, ma non sono andato, però mi hanno chiamato perché ero un magro. Ti hanno chiamato? Sì, mi hanno chiamato, avevo 19 anni, non sono andato perché fin Torino, su sta agenzia, dovevo andare in treno, cioè non avrei mai pensato, però mi hanno chiamato quella volta lì. E basta, si finì un sogno. E era proprio un tuo sogno? No, non era un sogno, ho detto così, ho fatto, abbiamo mandato tutti dei nostri amici in compagnia, ma solo me perché cercava uno magro. E ora però non sono andato, ho tirato Paco. Ma cosa pensate a riguardo di queste cose? Le fareste? Cioè se vi trovate che non trovate lavoro, non avrete possibilità di cercarlo, una crisi, tutti usano internet. Allora cosa faccio? Vado su internet e mi invento un lavoro lì o ne faccio parte in un'altra maniera più... Cioè... Beh, bisognerebbe trovare, almeno per me, bisognerebbe trovarsi nel momento perché ovviamente, però a volte quando devi pagare qualcosa e devi trovare i soldi o rubi, che è un reato. Se invece trovi un escamotage che sei dentro le regole, cioè sei dentro trovare, tanto alla fine nessuno condivide robe, cioè voglio dire come mi investe io non credo, allora io tanto di cappello a chi decide di, tipo anche a te Cristina, di chi decide di prendere questa, come si dice, fare questo percorso, però no, io sono una persona che cambia tanto, ma tanto gusto, cioè so che prima o poi me ne pentirei, quindi non lo farò. Anche questo magari mi interesserebbe subito, però potrebbe durare tipo 4 mesi, dopo dico Dio buon cosa ho fatto. Il tempo di comprarsi il Porsche e dopo ti pentiresti?
Ma perché conoscendomi, ma mi sono fatto così, ma non solo per sta roba qua, per qualsiasi cosa. Questa cosa qua è anche, tra virgolette, io ho tanto una mente aperta, però questa qua è una cosa tanto delicata e quindi so che è meglio se non mi butto, ecco. Però comunque, cioè, nel senso, tanto di cappello a chi decide di... Infatti io ti stimo tanto, Cristina, perché hai deciso di intraprendere questa cosa qua, quindi... Vabbè, ormai Cioè, non so, uno di quei che va a dire Dio bombara questa, fai pornassa. Cioè... Boh. O forse io non mi rendo conto cioè, se ti propongono... ma c'hai l'amorosa a te anche? Sì. Infatti è OnlyFans. Lo potrei fare, tipo metto le foto dove magari ci abbracciamo, metto quelle tette così. Sì, con 10 le euro. carine, con le cose carine. Te fai una prova, dopo se te vedi che va bene e vedi i soldi dici cazzo. Certo che me convegnaria proprio farne altre le foto su sto sito. Può darsi che non me ne renda conto, ecco, di che mondo sia, però... Ma posso raccontarvi un'esperienza che Vai. può esservi... Allora, voi vedete questa faccia così, ma io non sono stato molto tranquillo nella mia vita. No, Cioè, in realtà se vede, non state preoccupati. Ecco, non sono stato molto tranquillo. Cioè, sempre lavorato tanto, però comunque non sono mai stato tranquillo. E un giorno che faccio un mio amico, ve racconto bene. Ragazzi, cosa femo, non so. Ma ho visto un locale a Limena di scambisti, ma titissimato, ma andiamo a vedere com'è. Allora siamo entrati, 50 euro, perché sei da solo, devi pagare 50 euro a persona. Se sei in coppia entri gratis, più hai anche i drink gratis. Coppia con una donna o coppia tua amico? No, se tu entri con una coppia, quindi una donna, tu non paghi e vieni anche offerto da bere, mentre se tu sei da solo dai 50-70 euro, dipende dalla serata. Boia. Allora entro e gli faccio al mio amico, guardo la situazione e che faccio, che abbiamo fatto bingo e eravamo gli unici tosi, giovani, bei, messi bene. E insomma vi dico che io siamo andati, questa la Marica lo sa, quindi per questo siamo andati giù, ho letti dappertutto, gente che scopa dappertutto. Ho detto, ma cosa c'è sta roba qua? Mai vista? Porco Dio, non faccio il tempo che gli occhi cominciano a capire dove sono, uno mi prende per così, ti giuro, mi butta, non sono neanche riuscito a capire chi era, non lo so, ho detto cazzo è un uomo questo, mi cula, e insomma ho preso paura, e insomma mi butta giù e comincia, mi ha fatto saltare la camicia e dirò, poi mi ha saltato i bottoni. Insomma, ho visto, era una bella donna. E insomma, sta lì strappando la cintura e faccio, no, te lo do, tranquilla, cioè, tranquilla. E alla fine mi sono trovato con tre donne da solo, con tre donne, perché una si è aggiunta all'altra e hanno chiuso la stanza, quindi non poteva più entrare nessuno in quella stanza lì, solo che io mi giro. E allora ragazzi, quando il sogno di tutti è avere un sesso orale da più donne, no? E allora io ero con tre donne che facevano questa cosa qui, mi giro e vedo che c'è tutti gli uomini che mi stanno guardando e si stanno masturbando. Faccio così. In quel momento lì li ringrazi, perché gli dici per fortuna che ci siete voi, perché sarei già venuto, quindi grazie. Grazie. E vabbè, dopo siamo andati avanti contro tre, però per fortuna che avevo il pubblico che mi ha fatto durare, se no non duravo. Dopo sono andato fuori, anche il mio amico si è divertito un sacco e comunque dopo ho conosciuto, una era un avvocato, un'altra era un commercialista e un'altra faceva tipo il broker, sta donna qui. E allora sì, la sabato sera passano così il tempo, soprattutto se sono giorni. Adesso vi contomi è una cagata, però io quando sono, non so se siete mai andati a Malta. Sì.
sei andato a Pazzeville? Dove? A Pazzeville, si torna? Sì, avevo più o meno là, Ma la Malta non è quella di Muratori? No. Ah. Che sei anche stato. Ok. Io ho abitato là per 4 mesi. Quindi praticamente quando dovevo... perché praticamente la mia scuola mi aveva dato un'opportunità di lavoro là e quindi sono andato, e anche per comunque migliorare il mio inglese. È stata una bella esperienza, e là loro hanno un concetto di divertimento totalmente diverso dal nostro. Là c'è una via che si chiama Pazzeville, cioè è proprio la via o comunque la zona, ok? Dove ci sono discoteche a destra e a manca. Io ne ho contate una ventina sulla stessa via, e tantissime sono tipo locali dove tu entri, si chiamano gentleman qualcosa, dove ci sono le ragazze fuori che proprio ti chiamano per entrare dentro, ti prendono a braccetto. A me sapete quante e anche quanti mi hanno preso a braccetto perché entrassi, solo che chi ne vede finché te ne va. Dopo adesso la discoteca che sei tipo gli appartamenti. Sì, è tutto classicone. Bello, ad Amsterdam ci sono in vetrina. Esatto, ad Amsterdam. Io sono andato. Ragazzi. Vi racconto questa. Allora, è una cosa diversa. Allora, questa è una cosa virtuale che faccio, no? Cioè, do un servizio, però non ho il contatto fisico con la persona. Giusto? Sì. Diverso è se io facessi incontri, che mi vengono richiesti anche quelli, ma io non faccio incontri. La news... Perché giustamente sei fidanzata e non... Esatto, però parlando di soldi, robe, storie, adesso voi mi direte cosa ne pensate. Voi non so se conoscete Max Felicitas. No. Sì, boia. È quello Okay, che faceva i video mi ha di Pre. scritto. Quello biondino. Mi ha scritto. Quello Hai presente di Pre? L'amico di Pre. Ah, sì. Okay. Ma non di Pre, l'amico quello biondino che nel messo Meia. Che cosa, è vero però. Ecco. Mi ha scritto per propormi un video porno da fare insieme. Lì io avendo una relazione, io ci ho pensato e ripensato che mi può dare soldi, mi può dare un supporto a farmi conoscere di più se accade questa cosa, ma poi io come starò di coscienza, cioè come vedi, alla fine è una relazione monogama, quindi se io vado con lui l'amoroso megadito mi col biglietto libero per andare con altra, no, scusa, allora lì ho capito, cioè bisogna non è facile. No, ti ha risposto single, giusto tuo ragazzo. Cioè, l'avrei fatto volentieri, perché stare con fare un video con una persona del suo genere, con i suoi follower, ma ti aveva dato anche una somma di denaro? Cioè ti aveva proposto? Ne stavamo parlando, ma non ne ho chiesti, non siamo andati avanti col discorso. Io gli ho proposto adesso che mi farebbe piacere invitarlo su Twitch in una live, ma di più no. Ma stavo facendo una cam su Camfori, siti per adulti, e mi scrive questo Max Felicitas, sarà un fake, no? E mi scrive, mi fa, no, ti scrivo su Instagram, guardo su Instagram, 700.000 follower. Oddio, ma è lui vero? È stato ieri, l'altro ieri è successo, no? Ma allora utilizzi se anche capitasse a voi, se a voi domani stasera vi scrive, che cazzo ne so, una porno star e vi dice facciamo un video insieme, ti do 1.000 euro e diventi famoso, però te è amorosa, cosa fai? No, non posso, non c'è valore a per il mio col rapporto che ho con la Marica. Se la somma di denaro è veramente veramente elevata, potrei pensarci, ma prima assolutamente devo chiedere a chi
è giusto chiedere, ovvero la mia ragazza, se è d'accordo, ma la conosco e so che non è d'accordo, e quindi è ovvio che come si dice? La rispetto, ecco. Però, e tra l'altro è una somma di denaro veramente alta quella che ho in mente per la roba, quindi non la darebbe mai nessuno per fare sasso con uno che viene fuori da i tombini del Veneto. Pensa, quando mi chiedono, no, se fai incontri, allora a volte dico sì, quanto? 1.000 euro all'ora? Ah, ok, è troppo, cioè, però se brinco quello che mi dice di sì, ci fa. Lì te che domandi al tuo ragazzo. No, che so già la risposta. Guarda, io ho una ragazza che dopo è stato anche, siamo andati a bere una roba al Q ancora, non ero ancora insieme con la Marica, no? E sta tipa mi si avvicina, ero là al banco, mi fa ciao, cazzo, questa mi dice ciao amico, tutti i figli che c'è mi dice amico, vabbè, ho una gnocca da paura ragazzi, e mi fa, ma mi offri da bere, vabbè, tutto da bere, cazzo me frega, e insomma mi fa, guarda, 500 euro stasera sono tua. E ora mi subito, 500 euro mi pare un po' esagerato. Io ho detto, bisogna vedere con 500 euro, perché mica 30 euro fuori, cioè, no. Ragazzi, 30 euro, 50, 500, cioè, e a fine siamo sta a Gariso e siamo sta a parlare roba, e a fine a fare l'universitaria, studiava medicina e guadagnava 10.000 euro così. Ma guarda che non so se hai visto che avevano fatto anche un servizio sulle Iene di un sacco di ragazzi milanesi che per pagarsi gli studi il weekend prendevano il treno e andavano in Svizzera, perché in Svizzera a fare queste cose qua è legalissimo. Sì. Quindi loro, tra l'altro, avevano anche intervistato una ragazza, perché ovviamente quando ritornano in Italia non si fanno vedere, cioè tipo le hanno coperte, e semplicemente questa ragazza qua era sposata con 2 figli, ha detto io facendo questa cosa qua riesco a mantenere i miei 2 figli andando in Svizzera. Ciao, ha detto che prendeva 10.000. Finalmente sei arrivato dopo 1:10, grazie. Ciao Alex. Come va? Sì, come vi dicevo che stai? praticamente questa persona qua guadagnava anche su 10.000 e passa euro alla sera, quindi Lei mi diceva che c'era gente che pagava anche 2.000 euro, li chiamava qualche vecchio, vi fa stasera vieni a mangiare, devo andare a una cena. Lei faceva 2.000 euro, a volte non facevano neanche sesso perché comunque lui non ce la faceva né niente. E faccio, ma guarda che prendi 10.000 euro, mi faccio, ma che sono tanti? Mi fa, sì, ma infatti non so neanche se diventare dottore perché prendo più soldi così, mantengo, faccio, ma a casa cosa ti dicono che non... no, sono io che mando soldi a casa perché mi fanno... mi pago tutto, mi avanzo comunque spendi tutto, spendi tutto. Quando prendi quelle cifre lì, tu cominci a prenderti borse da 2-3 mila euro e quella per viaggiare. Sì, perché dopo aumenta la tua voglia di robe super mega iper fighe. Sì, mi ha detto che lei spendeva tutto. Il bello è da poveri diventare ricchi, ma quando sei ricco e hai uno certo stile di vita e ti ritrovi senza soldi, va che non hai il freno. È brutto, cioè è un shock. Non è lo stesso shock come da povero diventare ricco. È brutto. Tipo io con OnlyFans avevo guadagnato un sacco a giugno e quindi non è che ok qualcosa lo tengo da parte, però mi sono tolte i miei sfizi, cioè dopo una vita da lavorare qua mi sono guadagnato dei soldi miei che sono miei, allora comprami qua, comprami là. E dopo quando vedi che il mese dopo non guadagni la stessa cifra, ci resti male, rosichi, allora cerchi di fare più ore, di fare qualcosa di diverso, di riabituarti anche a pensare come eri da povera prima, no? Non bastano mai. Comunque è solo in Italia che siamo così, perché io mi ricordo quando sono andato in Olanda, che sono andato sul quartiere a Luci Rossi, eravamo lì in Olanda. In Olanda? No, beh, a parte che hanno un'altra mentalità. Però esatto. Tu vai sul quartiere a Luci... Siete stati voi, no? No. Vabbè, se tu vai al quartiere a Luci Rosse e tu pensi fighe da paura, sono tutte grosse.
cioè a loro piace proprio La quelle... sostanza. Sì, la sostanza. E insomma, vabbè, abbiamo trovato, e mi ricordo, eravamo anche un po' avanti, siamo entrati, Dio buono, alla fine. E mi ricordo che non avevo soldi in tasca. Ho detto, posso pagarti con la carta? Ma certo! Quindi, io dentro di me ho detto, ma io sull'estratto conto adesso cosa trovo? Pinciata, scopata dentro all'estratto conto. Comunque hanno il bancomat, fattura, è tutto straordinaria come cosa. Cioè, Prestazione. spero, non lo so. Sì, Cioè. si fanno la partita IVA e lavoro occasionale. Esatto. Ma prendono soldi, tanti soldi, ma è una cosa normale, ma io qua in Italia se uno va dentro una cosa del genere va nascosto. Lì invece, manager, io mi ricordo manager tranquilli dentro, è vista come una cosa diversa lì, Sì, molto diversa. C'è un'altra mentalità. Anche per fare... Io ho avuto una mail, mi è arrivata da un tipo italiano che gira, fa parte di quelli che girano i film porno in Russia, Bielorussia o comunque nell'est, Cecoslovacchia, est europeo comunque, perché anche là, mi sa che anche Rocco Siffredi gira i film là. Bulgaria. Budapest, Ungheria. Beh, insomma, quelle zone là, perché in Italia no? Perché che cazzo ne so, forse perché là certe cose sono legali e qui no? Penso, questa è la prima cosa che mi è venuta in mente. O ti vengono pagate di più? Cioè, guarda, per un film mi hanno proposto 3.000 euro. Non è uno se è single e non ha, uno ci pensa, 3.000 euro. Poi fai come TikTok, condividi il video, no? Mattia, fai come... Sì, mi sto ascoltando perché sto rispondendo alla mia ragazza. Ti condividi il video. Fare 10 robe un colpo, ti capisco. Comunque hai sentito un rumore strano? Che rumore? Hai scorreggiato? No, è il cesso che è qua dietro, è mezzo rotto. Senti. Lo sento. Sì, ogni tanto. Sì. Comunque, Cristina, ti consiglio di andarti a fare un giro a Malta, andare in quel quartiere là, perché tanta roba. Beh, tutta Malta è bella. Tanto andare a Malta costa un cazzo, perché veramente costa un cazzo. Cioè, tipo con 30 euro te la cavi andata e ritorno. Là i soldi pagare costa poco, se mangi uguale, un po' meno. Un po' meno. E per entrare in discoteca non paghi, e neanche in quei locali lì non paghi. Perché basta che gli mostri la tua carta d'identità. Malta è proprio bella. No, beh, può darsi, perché ci sono anche un sacco. Pensa che una volta, perché dopo, loro ti prendono proprio sotto braccio e su sta via qua e ti dicono vieni, entra, per adularti, si dice così, adularti, sì, mi sembra di sì. E pensa che per cavarmene via una, che tra l'altro, perché vengono lì ti parlano in inglese, poi però cosa succede? Tu fai finta di non sapere l'inglese, allora vedono che sei italiano, ti parlano in italiano, no, succede così. Allora io per cavarmela via avevo un mio amico lì, ho dovuto prenderlo sotto braccio e dirgli sono gay, sta qua, ok? Sta qua mica ci ha creduto, mi fa dai venite dentro, vi faccio cambiare idea. Amoro. Piacevi proprio. Oppure c'era un locale, si chiamava Moulin Rouge, era simile a quello che c'è tipo in Francia, no? Solo che era sopra, dovevi fare dei scalini. Beh, è uscita una, si vede che hanno le finestre che guardano da sopra, no? È uscita una, mi ricordo, siamo passati io e il mio amico, ha fatto ehi, ha fatto così proprio. Che bei momenti, Io ero sul paese in parte, com'è che si chiama? No, porca miseria. Che mi sono trovato San Giuliano? No, ancora prima. Slima? Slima, no Slima. Slima è più in là. Io ero prima, no Slima, Stira. Porco Dio, aspetta che guarda, Dio buono. Sono tutte lì.
Che sei ne nato so... nella capitale, la Valletta. No, che mi so trovare il carnevale anche, Dio buono. Mi so trovare il carnevale in agosto, ho detto, Dio, che cazzo fai? Ah, lei festeggia sempre? Sì, il carnevale, Dio buono. Ho detto, ma come? Ma non siete vestiti? Ma tipo, ma se è agosto, porco, dico se è 40 gradi, che poi mi metto anche... Beh, ma però là si sta bene d'estate perché tira aria, non sei come qua che te mori. Beh, Laguna Blu è stata bellissima. Mamma che bella quella, c'ho ancora le fotografie, Dio boh. Bellissima quella. Ho fatto un video su YouTube, adesso dopo ti mando il link così lo guardi. Ma hai Aspetta, anche un canale YouTube? Certo. Mi No, non vai che sapevo, va ma fai montaggi belli allora anche. God bless America, che sboro, fiori, Bugiba! sboro. Bugiba! Bugiba! Cosa soi Drio Vardar? A te sentito guardare due TikToker veneti e una mezza TikToker. Io sono più... Boh, cosa so io a me? Cos'è? Guarda che mare, Cristina, guarda che roba. È acqua. Avevi male agli occhi? Che... Yeah. Abbastanza, anche perché dopo ti invio il link così da tutti i guardi. Bravo. Ma God l'acqua più bless una delle più America, belle di acque dove che ho visto. sei? Salutate God bless America che è appena entrato. Ciao God bless America. Ciao! Ma da quanto fai il videomaker? Allora, io praticamente prima di TikTok facevo i video su YouTube con una ragazza, provavamo i cibi americani, cioè o di altre tipologie. Questa ragazza qua era straconosciuta perché aveva 10.000 iscritti e ogni video anni fa facevamo sulle 30.000, 40.000 visualizzazioni, che su YouTube erano tantissime al tempo. Sì, cazzo. Dopo però lei ha perso un po' la voglia. Io comunque me l'ero già fatto il canale, però postavamo sempre sul suo perché sul suo avevamo un riscontro. Scusa, ma fare un video su YouTube insieme? Sì, e dopo dimmi. Cioè me e te insieme su YouTube un video veneto. Ah! Vabbè, sì, se puoi fare, sai che lo uso gran poco, sarebbe meglio su TikTok che ho più riscontro. Ho fermo su YouTube, su TikTok, su Instagram, ma poi basta. Basta. Luca là a faccia de uno che ne rodo coglioni. No, ma figurati, me copo da ridere. Beh, dobbiamo accattarsi tutti quanti insieme perché si dà magari. Ma ascolta anche Aldi, fermo arrivare anche a Riccardo Aldi. Dai, mandati il link. No, non abbiamo il numero. Ah, no, okay. Non ha neanche voluto entrare dentro al gruppo. Ma neanche no. Io non sapevo che gli era veneto, Io non sapevo che era veneto. Ma io non lo conoscevo neanche. Comunque tranquillo Alex, Scusate. beh Fioi mi raccomando, poche sborade, tanta qualità. Capito Fioi? Queste sono parole sagge. Giusto. Non si spreca liquido seminale così, cioè mai sprecare il liquido seminale a mo' di coriandoli, mai. A mo' di coriandoli? Cioè, Dio. Anche io faccio la tisana. Perché mi avevi tempo un'ora, dimmi quando devi andare. Tra poco, tra 10-15 minuti vado, ma tranquilla. Ok, no, perché finisco anch'io. Ma vado. Hai sentito Michele? Hai sentito Michel, Cristina? Miki, il fotografo, l'hai sentito? Sì. Grazie Luca. Dove sei andato? Cioè, qua vedo come l'acqua, ragazzi, porco Dio. Come chiuderti? Io ho detto a Marica, mi raccomando, prendi la tisana, carote, zenzero e arancia. Tranquillo, mi ha detto. Infatti mi ha preso pera e cannella. No, tranquillo, guarda che sai. Marica, hai preso pera e cannella? Ho sbagliato. E la bevi lo stesso. È sbagliato. Beh, Ho sbagliato. Ragazzi, io dai,
adesso rimetto il video, poi... No, mi stavi dicendo di Mickey. Ma che Mickey? Mickey, il fotografo. Sì, ci siamo sentiti e vedremo una futura collaborazione. Ha fatto un video ieri, ha fatto spaccato ieri il video che ha fatto ieri. Non ho neanche Lui. visto. No, neanch'io. Io ho iniziato a seguirlo, ma non mi ha cavato di striscio. Io non capisco un cazzo, cioè alcuni vi seguivo, altri non vi capivo un cazzo. Mite che avevo bloccato senza neanche a saperlo, non si sa neanche a perché. Ma vedi che è strano però i per te nostri, cioè ognuno fa vedere una cosa diversa, cioè è strano che non ti ha fatto mai vedere un video della Cristina a TikTok. Vedi. Infatti, cioè, io comunque i TikToker veneti li vedo sempre. Infatti, quando mi hai detto che anche lei c'ha il TikTok, io ho detto, ma chi sia, non l'avevo mai sentita. E dopo ho scoperto che avevo bloccato senza neanche saperlo, cioè, perché? Com'è? TikTok è così. Mi hago mucho de bande, shadow bande, madonna. Perché? Perché mi metto il cazzo che voglio. Se voglio mostrarmi il culo, mi mostro anche il culo. Scusa, che altri poemi, no? Scusa. Ma no, è quello il problema. Cioè, ci sono certe persone che lo fanno e loro passa. Quando lo fai tu invece no. Non riesco ad essere family friendly. Tanta gente non è capace di far niente, solo che ha le tette e tette e culo, butta in mezzo quello e basta. Tipo mi adesso se avesse una quinta abbondante che non si vede c'è più tette che altro, agavaria 80 mia e 25,10 periodico di spettatori, ma so qua con una bandiera lì. È un tuo sogno di fare dei tette? Cosa stai facendo, Luca? No, è tisana, vedi, è tisanetta. Fate artigianetta, ragazzi. È ora di artigianetta, sta ora. I vecchiotti. Mi ragazzi vi saluto adesso. Ciao Mattia. Salutiamo tutti che finisco a live e mando il video così dopo puoi vedere a live su dappertutto. Io vi ringrazio tanto per la compagnia. Vi auguro un buon domani 2021 e basta. Ma il gruppo di TikTok lo teniamo? Sì. Mi staria volentieri. Dopo se uno se vuole cavare se cava, ciao, arrivederci. No, ma dobbiamo collaborare così, mi fa tanto piacere. Anche a me. Esatto. Ciao Tosi. Ciao ragazzi, grazie. Ciao Cristina, ciao Mattia, ciao. Allora, siamo che so però da venire chi area qua. Che so. Adesso io manderò nasconderò questa porca miseria. Questo ce l'ho fatta. E niente, sono contenta. Io vi auguro buon anno, cioè ci vediamo domani della serie, ma quanto simpatica. E basta. Forse faccio una live anche stasera, forse. Vedremo. E basta, vi mando faccio un raidino, vediamo chi c'è. Vediamo se c'è la mia amica Anna. Eccola qua. Andate a mettere tante scrivete viva i panda in chat. Vediamo se ce la facciamo. Intanto io mando gli auguri e vi saluto. Ciao pannocchiette. Io sapevo che il 2020 si sta un anno da me. Però che mo pensate a fare un pensierino? Buon anno fioi da Cristina e dal panda. Auguri. Buon anno nuovo a tutti quanti. Felice 2021. A Tosi auguri di buon anno nuovo dal Moro e spero che quest'anno venga meglio che altro perché ieri era veramente una schifezza. Buone feste Tosatti, a fare i bravi. Ehi, buon anno da Michele PH. Bella a tutto il popolo di TikTok, buon anno anche da me e dagli occhiali di Ar, anche se non ci sono.
Ario Vezzo, tanti auguri, buon 2021 e mi raccomando, seccatemi in giro. Tanti auguri di buon anno da Marisa e da Fernanda. Ciao ragazzi. Tosi, buon anno! Buon anno! Buon anno! Si gioca, viva la gnocca! Banda in live la Cristina. Banda in live la Cristina. Banda in live la Cristina. Banda in live. Dopo 5 birre so demolito. Guarda San Medrio perché vedo triplo. El passito, dammi un prosecco pure un bel mojito. Dopo il Montenegro so ormai finito, ma il gotto mio catto sempre riempito. Suga suga! Il barista resta par fin allibito. Bevemo come spugne, butto un altro ciupito. Se è finito il mojito setto, anche senza bere asso deperito. Un veneto garantito, con una panza che apparo incinto. E le spriste conviene darmelo e guarda come dondo e come parte l'embo. Ormai so da ricovero, mia dire basta a non so mia bon. Quindi nel frattempo butto so un altro bimbo. Sentire assimia come che assale, che rabbia sento in maniera bestiale. Guarda che sto sabo mi me vago a confessare, ma neanche il Signore me puoi salvare. Passito, fammi un mojito,